Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi siamo su un gioco un po' particolare. Me l'hanno consigliato degli amici, degli iscritti. Non ho idea di cosa sia, però già il nome è tutto un programma. Grezzo 2. Bene. Gioca da te, gioca con i tuoi amici, cazzate, arcomincia, salva partita, cavete. Bello, lo metto che piscia, me lo godo. Pippo Baudo. La storia, livelli a cazzo, lasciamo perdere. Vabbè, la storia. Sei tonto. Ma cos'è sta roba? Sergito a Kiev. Ma cos'è Casabianello? Cosa devo fare? Devo... Ma devo spaccarmi i coglioni praticamente. Cazzo devo fare? La 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 la. Ma che gioco è? Sto una E questo? Ma che roba è? No! Ma che roba! No ragazzi, sono scioccato! Ma cos'è il Maurizio Costanzo Show? La. Ma cos'è? Voi altri che non credete a niente? Venite a me. La tua anima già è marcia su questa terra. Che devi fare? Te ne frustante le palle quando senti che c'hai bisogno di un egoismo personale. Hai capito? Oddio. Come può fregare meno? Questo è bravo. Ma chi sei? Chi sei per me? Vaffanculo. Cura. Te lo metti un telocchio, te ficco un telocchio del cielo. Oh. Il corpo, il suo spirito, Che roba è? Ma cos'è questa cosa? Oddio mio. No, più che credo. Cioè, questa è una cosa, è un gioco senza senso. Ma cosa devo fare? Ah, bella, bella! Bello! Questo è veramente un gioco di un'eleganza e di una... Qua praticamente l'obiettivo è spaccare il culo a chiunque. Poi mica devo andare. Ok. Oh. Guarda che roba. Ma chi è? Ma che castagna, ma perché? Ma perché castagna? Ma aiuta Emilio Fede contro i zombie, no Pioi. Emilio Fede. No, perché questo è un gioco devastante. Ma dov'è Emilione? No, Pioi, voglio Emilia.
Cazzo è Emilio Fede? Ma non posso, come cazzo faccio a passare di qua? Dove mica devo andare? Vabbè, se mi fermo anche in un gioco così, veramente epic fail, eh? Che minchia devo fare? Che devo fare? Ando cazzo, devo andare, oh! Aiuta Emilio Fede, ma che cazzo devo limitare milioni? Vai cazzo! Ma no, ma riesco a morire anche in questo gioco, ragazzi. Proprio. Che pippa obesa. Sono una pippa obesa. E crepa. Ta-n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 a. Vai! Crepate! Oddio Emilio Fede! Oddio Emilio Fede, no, fiori. Vai! Merda! Morite! Morite! Muori! 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 No, muore Orfei! No, muore Orfei la Emilio! Che cazzo devo far? Che cazzo devo far? Ma vaffanculo là! Emilione Fede, Emilione Fede! La tua anima già è morta. Oh! Gigi Sabani! Ma due, oh. Vai, vai, vai! Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ragazzi. Cioè, io non ho parole per descrivere questo gioco. Questo che cazzo è? Non so se Wait, ri 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 pa para para pa pa. Chi cazzo l'è? E crepa crepa la la. E crepa. Ma chi è questo? Ma chi è questo? Mamma. Cioè ragazzi, non ho parole per descrivere questo gioco. Ma chi? Scusa, perché non spara? Oh. Oh, non ho più cazzo, non ho più munizioni. Vai, vai di motosega. Ma no, ma no. Ma no, devo cominciare da capo, ma no. Fottetevi. Basta, non sprechiamo munizioni. Pa 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 tararararara pararararara. Io vi spacco il culo lalla. Il cumendone Emilio Fedone. Ma cazzo vuoi? Io sono il Cumenda grezzo veneziano. Se è un Cumenda grezzo non me lo vedo, però va bene. Aia. Che scemo? Ok, allora, vogliamo le munizioni. Cerchiamo di non sprecarle però,
Da na 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 na. Questa me la prendo. Guardate che bella Moira Fey. Guarda Emilio Fede, guarda. Ok. To. Madueo. Gigione Sabani. Allora, facciamo le cose seguendo una logica, perché questo gioco, come potete vedere, è un gioco che fa della serietà, della tranquillità e della strategia la prima arma. Bella, godo. Guarda, i preti, ma... La. Guarda che è questo? Bel vecchietto, guardalo. Cioè io qui ho creato sto gioco, io non lo so, è qualcosa di indescrivibile. Cioè, un genio. Merda. Guarda i crocifissi. Ecco ragazzi, questo è un gioco, insomma, per... Ecco, io sono anche credente, però... mi fa troppo ridere. Cioè ragazzi, qualche volta bisogna anche ridere, cioè non si può prendere tutto troppo sul serio, se no... Dove cazzo go? Dandar bello. Ti serve una tessera rossa per aprire questa porta. Cazzo l'è la tessera rossa? Dove cazzo devo prenderla questa testa? No! No! Ma no, devo ricominciare da capo, ma no! Ma no! L'ho preso con segreto, beh. Cioè, ragazzi, faccio difficoltà anche a questo gioco. Cioè, io non ho parole per descrivere la nabbosità del Commander. Ah, Dio mio, che epic fail. Emilione, non riesco a salvarti, sono una pippa, mi dispe. Crepate. Ma crepate tutti. Ok, vai di cartucce. Che è sta merda? Che è sta merda? Oddio, svengo. Ma questo è Mike, Mike, buongiorno. Oh, allora andiamo a prendere l'arma segreta là. Ok. Vai, piazza pulita di crocifissi, occhio! Mangiatemi il cazzo, voi siete delle merde, io sono il numero 1, io sono il Kumendon. Staccatevi a sto cazzo, io sto Ercumenda, non rompete le balle. Mangiatemi il pacco, ando cazzo so. Bella una chiave.
Devo sconfiggere i zombie e salvare Emilio e Fede. Na 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 na. Potrei andare a Sanremo perché sono un figo. Andiamo. Ho paura di fare il fail. Ando cazzo so. Ah, ok. Allora torniamo alla porta di prima, forse con la chiave sono a posto, vediamo. Che gioco, Fio, il gioco del millennio, ragazzi. Mo' è crepa. Emilio Fede contro i zombie, finito. Ragazzi, io non ho parole per descrivere questo gioco. Se volete altri gameplay io li faccio. Insomma, spero di non offendere nessuno con questo gioco, perché capisco che magari per chi crede e anche non accetta lo scherzo tutto quanto può essere un problema. Però io ho voluto fare questo gioco perché l'hanno considerato in tantissimi. Ho detto proviamo sta roba, e devo dire che è di un vaneggio assurdo. Da quello che ho capito ci sono anche più avanti Schettino, altri personaggi, quindi deve essere uno spasso mostruoso sto gioco. Un vaneggio, più vaneggio di non so chi. Ora, forse neanche la campagna acquisti del Milan è più vaneggiosa di sto gioco. Vabbè raga, un saluto dal comendone grezzo veneziano, alla prossima. Ciao! Emilio Fede, Emilio Fede.